La poesia, l'avrete sentito, non è qualcosa che sta fuori dalla realtà. La poesia forse sta fuori dalla cronaca, che è un male che ci affligge, ma mai dalla realtà. E mi veniva in mente mentre Fabio leggeva le poesie sui presepi che dicembre scorso io non sono una persona che di solito frequenta la chiesa, mi sono trovata per circostanze non gradevoli ultimamente a difendere un prete della mia città. Comunque questo prete ha fatto il suo presepe, il presepe in chiesa quest'anno era un gommone messo davanti all'altare, quindi il messaggio era forte e chiaro e mi sembra che sia qualcosa non possiamo voltare gli occhi da un'altra parte, tanto più lo può fare la poesia, perché la poesia il mondo lo reinventa, lo ridice, no? Anche quando fa molto male, anche perché le cose ci riguardano sempre. Però pensavo, anche come antidoto, oggi, stamattina, mentre riflettevo sull'incontro con Fabio, mi sono tornate in mente alcune poesie che sono anche nell'antologia Fabbrica e altre poesie, che sono dedicate a un personaggio, una figura che si fa da parte, qualcuno che a un certo punto decide di non starci più al gioco del mondo, no? E quindi si isola, va a vivere come un eremita. E ho riletto queste poesie e spero che poi Fabio voglia leggercene una o due o raccontarci, non perché pensi che andarsene dal mondo sia la scelta giusta o restare, non lo so qual è la scelta giusta, ognuno agirà secondo coscienza, però la domanda che forse ci dobbiamo fare, che la poesia ci fa, è come si è più prossimi al mondo, come si è più prossimi agli altri, come si sta davvero nelle cose, che cosa è realtà e che cosa è cronaca, che cosa è quello che fa parte di noi e che cosa è quel rumore, quel brusio che ci distrae dalla verità. E ho pensato a questa sezione, me la sono riletta un po' anche pensando a come vorrei seguire questo esempio, e pensavo anche ad alcune poesie che ho letto quest'estate di un antico poeta cinese che appunto era andato a vivere su una montagna, le poesie sono la poesia della montagna fredda, e da lì, lontano da tutti, sembrava che vedesse le cose molto meglio di come le vediamo noi che abbiamo sempre un incontro ravvicinato, no? con quello che accade. Quindi vorrei chiederti qualcosa da questa sezione qui. Sì, però prima, siccome penso di aver dato in pasta un po' di cose dure, volevo leggere due cose un po' più dolci. E le cose più dolci spesso arrivano appunto, come dicevo prima, dai bambini o dagli anziani. Qui c'è mio figlio che mi ha accompagnato e lui mi ha fatto scrivere alcune delle poesie, secondo me, più belle che ho scritto, più vitali, meno, non pessimistiche, ma meno ancorate alla durezza della realtà. Questa si intitola Mondo e porta in esergo un verso di Andrea Zanzotto, secondo me uno dei più bei versi che siano mai stati scritti da un poeta. Dice: mondo sì, è buono. Sto osservando mio figlio e una sua amichetta, tutti intenti a giocare col pongo, creare omini, casette, strani animali distesi sul tappeto coi piedini scalzi. E poi, come fanno ogni tanto i bambini, noi adulti invece più spesso, stancarsi, o chissà, un'altra forma di arte, divertirsi a distruggerle, schiacciarle, incollarle su tutte quante quelle figure, impastare una polpetta, un pallone, una sorta di mondo in miniatura di tanti colori. Se lo passano di mano, lo modellano, ora lui, ora lei, coi ditini che premono, i palmi che comprimono, che levigano, e intanto se la ridono e se la godono.
e intanto che si raccontano qualcosa, lo fanno ancora più buono e rotondo. Coi loro gesti lo salvano. E poi, questa, vediamo se la trovo, non avevo messo il segno. Questa, un giorno è arrivato a casa Jacopo dall'asilo con un disegno e c'erano un po' di strisci neri, che era la pioggia, 2 o 3 striscetti verdi sotto, che era l'erba, e poi si vedeva una spirale, così doveva essere una chiocciola e una lumaca. La sottile verticalità dell'erba e della pioggia, dritta o obliqua, che i bambini compongono sulla carta con le matite verdi e nere. Strisci che si uniscono in fondo al foglio, nel tappeto di fili corti, che suonano al ritmo delle gocce, al loro sussurro fresco, luccicante. Righe che si incastrano e cantano, cordicine d'arpa che parlano alla chiocciola che mio figlio ha disegnato a scuola ieri, spirale celata fra gli scarabocchi verdi, 2 antenne nere che si perdono dentro i fili dell'acqua, che eppure si intravedono, aperte, la pallina bianca degli occhi. O pioggia, o erba, la manina che ha composto quei giri tondi marroni sempre più piccoli, sa del vostro amore. Io anche. Leggiamo allora anche questa, che è sempre un'altra, lui mi ha dato queste ispirazioni. Allora arrivava a casa dall'asilo quel grembiule, le tasche sempre piene di sassi, di ossi, di pollo, di tutto, e dopo dovevamo buttarle via, ma tutte quelle cosucce che porta a casa da scuola nostro figlio, dal cortile della ricreazione, tutte quelle cosucce che cadono sulle piastrelle, dalle tasche del suo grembiule azzurro. Bastoncini, sassolini, pezzetti di ferro arrugginito, di carta o plastica, ossi di pesca o di pollo. Che coraggio ci vuole a buttarle via, una qua, una là, nei bidoni. Che delitto non comprendere il valore vero, non essere più capaci di guardarle dalla giusta angolazione le cose, aver sottratto loro la poesia, la fantasia che le trasforma in tesoro. Quanto stolti poi a considerare oro solo l'oro. Allora, per esaudire questa figura, vediamo se lo trovo, ecco, questo Ernesto Girotto, scusate, era un contadino che a un certo punto della sua vita, sembra per una delusione amorosa, ha deciso di non uscire più aveva la casa e un pezzo di terra, del suo brollo, insomma, non è più uscito per 50 anni e l'hanno trovato morto durante la grande siccità del 2003. Lui non ha più acquistato nulla, viveva solo di quello che produceva il suo pezzetto di terra, si ramendava i vestiti da solo e ormai era ridotto con tutta una toppa, ed è stato trovato morto nella siccità del 2003 accanto al suo pagliericcio. La sorella, perché aveva una sorella che abitava vicino, le portava una cesta con delle cose che secondo lei potevano essere utili, qualche medicina, non so, fiammiferi, delle candele di cera, senza elettricità, senza riscaldamento, e lei riprendeva il cesto e ogni volta l'unica cosa, alcol magari, solo i fiammiferi. Lui si prendeva solo i fiammiferi e ha vissuto così, ed è stato
Fulvio Reuter ne ha fatto prima un servizio fotografico, Ermanno Olmi ha fatto una parte del film Terra Madre, dedicata a questo personaggio emblematico. Lo udiva, sì. Accanto a lui passava la provincia, accanto al suo pezzo, al suo piccolo podere, passava la provinciale, dove passavano tir, passava il mondo davanti. E lui lo udiva, sì, lui. Il rombo dei tir carichi di merci, passare appena di là dagli argini innalzati con una siepe e bastioni di ciocchi ammucchiati lungo il confine del suo podere. Fra le aiuole di zucchine, finocchi e cavolo cappuccio, verze e fagioli, fra rami di pesche e susine selvatiche, la frescura esalata dal pozzo, dall'ombra del fogliame, delle robini e dei salici. Lo udiva, sì, fra il cinguettio degli uccelli e il crack della mannaia, o nel silenzio di un ago che trascina un filo per la 1000ª volta sullo stesso paio di brache, a saldare rattoppo sopra rattoppo, povero arlecchino di soli colori, blu, grigio e beige. Leggenda vuole che si sia esiliato là eremita vegetariano per il rifiuto dell'amata. Chissà. 40 anni così però non bastano a spiegare questa eternità per espiare un dolore, la delusione di un cuore. Resta il suo carcere Eden, pentole oblique nel secchiaio, restano le foglie secche che corrono per l'aia di un mondo idiota d'acciaio e plastica, di bande elettroniche fitte di voci che hanno perso per sempre il nome dei fiori, menzogne che in un istante oltrepassano oceani e montagne, anime che si vendono per comprare delle cose, che rubano aria agli alberi, il canto all'acqua. E leggo l'ultima di questa sezione. Ora voglio pensarlo alla sera, quando il buio scavava i suoi crateri torbidi dentro la trincea, udire il toc toc dei suoi passi stanchi salire lungo la scala di legno, il tonfo delle ossa gravare sul pagliericcio di cartocci. Occhi spalancati a quell'inchiostro, tania di ragnatele e scricchiolii, nido di silenzi fiti di un'assenza. Voglio pensarlo nella posa in cui è morto, statua sghemba, povero spaventapasseri piantato nella terra come un Cristo alla sua croce. Fra le strida delle civette, una brezza che passa lieve fra il fogliame e la luna, fuori, come il sussurro di un rosario. Vorrei leggervi 2 poesie sul lavoro e poi 2 o 3 inediti, se non siete stanchi. Allora, nella fabbrica dove ho iniziato a lavorare io a fine degli anni 70, vicino alla fabbrica dove lavoravo io c'era un'azienda dove le ragazze e le donne andavano a fregare il legno, a fregare cornici, la vernice delle cornici, e alla sera uscivano dalla fabbrica, all'ora in cui uscivo io, ed erano tutte bianche, le madonne bianche di questa vernice grattata. Questa l'ho dedicata ad una di queste donne. Marta ha 43 anni, da 25 leviga cornici col tampone, la carta abrasiva. Con questi umili strumenti frega la vernice dura nelle modanature del legno e le è rimasto come un segno nelle mani. Carezze che graffiano e unghie tozze da uomo. I suoi bei capelli biondi ondulati sono ormai un groviglio di spaghi stopposi che nessuna parrucchiera potrà più rimodellare. Quando incontra le sue coetanee, maestre, segretarie, le sembrano tanto più giovani. Le invidia quelle unghie così rosse, lunghe, i capelli lisci e luminosi, quelle dita ben curate quando se li scostano dietro le orecchie e gli orecchini. Le osserva e spesso pensa al suo destino, tutta una vita persa a grattarsi via dal corpo la bellezza.
discorso delle donne operaie sarebbe infinito, perché molto spesso fanno 8, 9, 10 ore di fabbrica e poi ne hanno altrettante a casa. In una fabbrica nella zona di Conegliano una ragazza è rimasta schiacciata, è morta schiacciata da un macchinario, e la cosa che mi ha colpito quando me l'hanno raccontata è che si era portata così per un frutto, una mela rossa, ed è riuscita solo a darle un morso ed è rimasta là. E si intitola proprio La mela rossa, quella che non ritorna più a casa dal lavoro. Rimane una mela sopra il banco, fra il metro e il vasetto con le biro, rossa come quella donata dalla strega a Biancaneve, come quella di Eva. Fra la mela e il piano una salvietta di carta bianca, una pagina nuda, il bianco della polpa scavata dai denti, un morso soltanto. Fra il candore della polpa e il rosso della buccia una rondella arrugginita. Lasciatela lì, non toccatela, che marcisca, si consumi fra i gas e le strida del ferro nel reparto, che chiazzi la salvietta e rimanga un torsolo nero sopra la carta ingrigita, scritta dalla polvere, come una lettera d'addio, come un'accusa. Ve ne leggo due inediti e poi ci... Io poi ho una richiesta, se tu hai voglia. Certo. Una poesia. Allora, questa si intitola Scrivere, cancellare. Scrivo e mi pare di cancellare tutto ciò che ho tentato di trattenere qui con le mie parole. Un mondo che potesse stare in equilibrio sull'asse obliquo di una verità che non fosse in vendita, che fosse ancora attuale. Parola dopo parola tutto è mutato attorno a me, parola dopo parola quasi tutto si è cancellato. Così sempre meno sono quelle che mi restano per resistere, per rimanere a galla nel fondale della storia. Scrivevo di una realtà umile, che sapeva bastarsi anche nei suoi atti di crudeltà e ingiustizia, che l'uomo inghiottiva senza lamento o strida, sognando un riscatto, una piccola gioia o un sorriso, a rendere sacri affanni e tribolazioni. Scrivevo e mentre lo facevo tutto spariva senza quasi che me ne accorgessi. Eppure le mie poesie sono ancora salve, qui, a casa, con tutte le loro parole appena un poco sbiadite. Scrivevo per un'umanità che si rispecchiasse in quei segni, perché ad ogni uomo fosse assegnata la propria intima parola a far rima con l'opera della sua vita. Scrivo con le poche parole che ancora mi restano, rimaste integre da questa empia vendemmia, sperando che qualcosa di ciò che si è cancellato riappaia anche oltre le mie carte, sulla pelle dell'uomo, come un tatuaggio. E sì, non me ne ricordo. Basterebbe solo imparare a non voltarsi più. Come quei maratonetti in fuga, sfiniti, che sentono le gambe farsi pesanti, braccati dagli inseguitori, il traguardo distante, perché quelle figure mi ossessionano se mi giro. Statue impalpabili, immobili nella loro antica dignità, nella verità che fuoriesce come parole di pietra dalle loro labbra socchiuse, nelle pose da vinti, da martiri per noi, che paiono ritratti di Dorian Gray, quadri dell'orrore dove si specchiano rovesciate le nostre certezze. Siamo oltre la memoria ormai, coi nostri smartphone in mano, il navigatore nell'auto. Basta guardare e proseguire senza voltarsi indietro, chi si perde più? Eppure basta solo una strada nuova non contemplata dalla mappa, il segnale che salta, una curva che immette in una stradina di sassi in mezzo alla campagna ed esse sono là, gelate, dietro il muro rosa diroccato,
che ci attendono, a soffiarci di soppiato il loro sillabario di mezze menzogne, sussurri caldi che ci rimescolano dentro come rimorsi, che ci rendono ombra persa tra fantasmi che non vogliono abbandonarci. Grazie. Tanto grazie a Fabio e grazie a voi, e io per salutarci, se ti va ti chiederei di leggere questa. Certo. Con molto piacere. Visto che parlavamo degli ultimi e dell'uguaglianza fra tutti i viventi, no? Allora in casa di Manuela, dove siamo ospiti, c'è una gatta nera che sembra la fotocopia di questo gatto di cui parlo, del nostro gatto Misty, che ci ha abbandonati dopo 16 anni. E lo dico spesso, a loro manca veramente solo la parola, ma sono meglio di noi, sono più fedeli di noi, Mentre ovunque la gente si ammazza come fosse niente, in guerre, attentati, rapine, storie d'amore malato oppure solo per il gusto folle di spegnere una vita, così. Io ho notato che mentre lei leggeva ho sentito una certa musicalità, una certa, posso dire metrica, ma metrica non è perché non è scritta in rima, che non si nota in italiano. La domanda che io le faccio è: che senso ha tradurre una poesia in italiano? Allora, non faccio come i soliti che rispondono a una domanda con un'altra domanda, ma devo dirlo. Allora, che senso ha scrivere in dialetto? Che senso ha scrivere in gaelico? Allora, ognuno di noi ha una lingua, che è la lingua della propria anima, e con quella fa i conti e con quella ama, pensa, sogna, scrive, progetta, o anche manda a fanculo alle volte con la stessa lingua, no? Perché tradurre? Zimbosca o di altri poeti russi. I dialetti cambiano ogni pissata di cane, ogni pissata di cane, e quindi il dialetto mio lo conosco solo io e pochi altri. Il dialetto del paese dopo il canale è diverso, e il paese dopo il canale ancora, quando i confini naturali una volta erano confini di comunità. Mi sono spiegato? Prego. Posso dire cosa è giunto a me da questa lettura prima, tradotta appunto, e poi mi è giunto il senso di quello che l'autore ha voluto dire, e poi la musicalità nella sua lingua originale. Diversamente avrei colto solo la musicalità, ma non il senso. Questo, da ascoltatrice. La ringrazio. Prego. Ce ne leggiamo. Ma nei suoi libri ci sono le traduzioni a fronte anche, o lei stava traducendo all'impronta? No, negli ultimi libri, gli ultimi libri sono usciti tutti con le traduzioni a fronte, ma non per scelta mia, fatte sempre, non per scelta mia, per scelta dell'editore. In altri libri la traduzione è a fondo, ma non cambia nulla. No, bisogna tradurre per sperare di raggiungere più lettori possibili. Un'altra operazione sarebbe quella di abbandonare il dialetto e scrivere in italiano, però un'altra operazione ancora sarebbe scrivere in inglese, o forse meglio ancora in cinese, per raggiungere più. Dicevo, che senso ha scrivere in dialetto nel tempo degli smartphone e di internet?
che senso ha produrre ancora il pecorino? È la stessa cosa, cioè se uno ama una cosa e la fa e porta avanti un discorso che non è neanche di salvaguardia, ma è semplicemente ama fare quello. Perché uno scultore che è abituato a scolpire con mazzola e scalpello dovrebbe scolpire con la flessibile adesso? Perché? Chi lo dice? Allora, l'altra domanda è questa. Nel tradurre lei le sue poesie in italiano, lei ha l'impegno di farla bella e infedele o brutta e fedele? Ecco, allora io allora ci sono degli autori, Franco Loi è fra questi, che so, è stato qui ed è un grande poeta del Novecento. Lui cerca di mantenere il dialetto anche all'interno della traduzione, una certa aura di dialetto, mentre io credo che il dialetto è una cosa, l'italiano è un'altra. Allora io cerco di tradurre, se ce la faccio, nel miglior modo possibile, in un italiano dignitoso e di, dove è possibile, cercare di mantenere il ritmo e la musicalità. Non sempre è possibile, non sempre ce la faccio. Credo molto nell'imperfezione umana, comunque. Sì. È una domanda che ho sentito spesso porre ai poeti. Ogni volta la risposta mi ha sorpreso, per cui non voglio fare niente. Perché e quando ha iniziato a scrivere poesia? Allora, probabilmente la risposta che le darò io la sorprenderà ancora e non lo so, probabilmente la sorprenderà, forse no. Allora, io vengo da una famiglia umile e a 16 anni, 15 anni ho dovuto entrare a lavorare in fabbrica, ero il figlio più grande e non ho potuto studiare. A casa mia non c'erano libri, però un giorno in un appartamento vicino dove abitavo io stavamo buttando via dei libri. Non so perché, ho deciso che quei libri li avrei portati a casa io e lì ho incominciato a scrivere. Poi un giorno ho incominciato a leggere e appassionarmi. Poi un giorno, attorno ai 18 anni, stavo leggendo, me lo ricordo il libro, 100 anni di solitudine di Marquez, e sono entrato in un bar. Non so se a comprarmi le sigarette o bere un caffè. E c'era una cameriera gentilissima e mi ha chiesto cosa sta leggendo. Allora io stavo dicendo che è un libro bellissimo, un'atmosfera magica e allo stesso tempo una realtà. Ed è arrivato il titolare da dietro e ha incominciato a redarguirla in malo modo, perché secondo lui stava perdendo tempo. E in quel volto umiliato e arrossato di quella ragazza io ho visto qualcosa in cui io devo parlare di queste cose. E io questo è il perché ho incominciato a scrivere. No, un tentativo di... C'è quel verso di Dalla che dice cosa sarà che ci fa cercare giustizia dove giustizia non c'è. Ecco, è questo sostanzialmente. Allora, io so che c'è un incontro con Viviane Lamarck, che è una poetessa più importante di me, non so a che ora, non vorrei togliere spazio a... è una donna e quindi è giusto. Io starei qua
ore con voi, però magari se c'è un'altra domanda proprio volentieri.